so everybody should find a section Bella to their raga, ciao a pleasing. tutti dal To commentone top it all, veneziano, the ragazzi, weather siamo conditions sul are Golden GP. atrocious. Allora, vediamo un po'. Allora, finisci tra i primi 20 e carta bianca, ok. Vediamo il profilo della mappa, è durissimo ragazzi. Ottieni l'esposizione tra una fuga per 60 km nei 120 km finali della corsa. Ok. E allora, se partono, tutti mi avete consigliato di fare sta cosa. C'è gente che cade. He's making a break for it. Will it prove to be too early? Ok, proviamo a partire anche noi, vediamo se riusciamo a fare una hanno detto nei That's 120 really a punchy km. attack. Però prendiamoci avanti, dai. Vai Kume, vai Kume, vai. Andiamo a prenderceli. No, cazzo. Dobbiamo tirare di più probabilmente. Niente, o non va. O non riusciamo a stare... Non riusciamo a fare la fuga, ragazzi. Non abbiamo la forza, bene. Stiamo qua, abbiamo sprecato un po' di energia e pazienza. Poi abbiamo visto che non riusciamo a tirare, allora vaffanculo sinceramente. Stiamo belli tranquilli qua, attenzione, c'è addirittura la nebbia. Ci sono tante gare singole, Vediamo un attimo una cosa. No, ho sbagliato. Fanculissimo. E così lo zoom. Eccolo qua, d'amico, guarda che bello. Guardate le magliette col fango, sporche. Guardatelo il culo, la sua faccia da culo, guarda che bella. Vai. Teniamo così, così abbiamo una bella visuale. Solo che il Kume si è stancato un po' a fare queste robe, speriamo bene, fioi. Manca ancora tantissimo, stiamo col gruppone, va che è meglio, tanta gente cade ragazzi. Mamma mia. Tu sei bello riposato Kume. Ho provato a fare lo scatto ma proprio non andava, a sto punto ho detto meglio così, ormai erano già partiti. Mancano 20 km ma sono veramente stanco. La vedo molto dura sinceramente, siamo col gruppone, devo cercare di vedere i primi 20 ma sarà molto molto dura. Guardate che tempo ragazzi, mamma mia. Siamo rimasti in pochissimi, la borraccia c'è per fortuna, a cercare di recuperare. Sarà veramente difficile raga, ma noi ci proviamo. Abbiamo fatto un miracolo a rimanere qua, ma siamo veramente presi male. Attenzione. Salite importanti che danno fastidio, ormai alla fine gara durissima. Mamma mia, non ce la faccio più, guardate il Kume è andato ormai ragazzi, il Kume non c'è più. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. This climb is fierce. Se qualcuno scatta sono dolori. Are very high. Salita dal 9%, il veneziano non ce la fa più, lo vedi che è molto molto stanco. Si stanno studiando un po' tutti, siamo in 19, qualcuno è veramente andato. Che purtroppo c'ho meno 3 in montaggio, cioè sono veramente fuori forma completamente, cioè, quello è il piccolo problema, ma proprio piccolo
Adesso vediamo, c'è una discesa, adesso l'ultima salita sarà mostruosa, ragazzi. Purtroppo non ho più neanche il gel perché stavo quasi morendo in una salita. Nessuno ci prova a scattare, tutti hanno paura. Come è normale che sia. 10 km, possiamo velocizzare un attimo. C'è tensione, Beppe. Dove siamo all'ultima salita ormai. Il Cume ci prova, il Cume deve provare adesso ma non ce la fa. Non ce la fa il Cume. Il Cume non ce la fa. Niente, è proprio impensabile arrivare tra i primi. Vai, scatto finale. Però cerchiamo di tenere almeno i primi 20 come mi ha chiesto Di Genova. Mi supera Di Genova. Il porco di Genova. Sono morto alla fine, fioi. Però ce la faccio. Yes, 16esimo. Obiettivo centrato della squadra. Di più proprio non potevo oggi. Ma guarda che forma di giornata, ragazzi. Mamma mia, sono arrivato di merda, sono arrivato. Ma tanto anche. Non può capire, siamo alle prime gare, abbiamo già fatto una vittoria, ricordiamolo, cioè... Now for the best moments of the day. Bravi. Bravi. Noi però siamo arrivati. Buon 16esimo posto. Ok. Pian pianino, ragazzi, pian pianino. Facciamo subito un'altra gara. Però il picco, madonna, siamo messi malissimo, però proprio il picco di abbiamo il picco minimo adesso. Che l'allenamento mi sembra già fatto bene, bisogna un po' imparare, ragazzi, è normale. Ok, ragazzi, siamo alla Leipzig, non conosco la pronuncia, non conosco proprio sta gara, quindi chiedo venia se faccio che se li sparo cagate. Allora, devo fare 5 km, allora facciamo subito, cerchiamo di andare subito davanti se è possibile. It's an attack! Non ci riusciamo a fare un... Oh, guarda che bello però i riflessi del sole, che grafica, ragazzi. Vai, come scatta. Non ci riusciamo a fare una cazzo di... That's really a punchy attack! There's now more than a minute between them. Perché non riusciamo ad andarli a prendere, Cristo santo? Eccoli qua sono, vai Cume. Spinge ancora un po'. Andiamo a fare, devo fare la fuga. È vero che l'abbiamo cominciata prima, però dopo non li riprendiamo più. Questo è l'obiettivo, dobbiamo sfruttarlo. Non è che ci siamo. Mamma mia che graficuzza però. Mi piace. Ci stiamo morendo chiaramente. Vediamo se è fattibile. Forse sto sbagliando, non sono esperto di ste gare, non sono queste le mie gare purtroppo, quindi... Eccoci qua. Siamo tutti insieme a 3 minuti e 16, bravo Cume. Adesso possiamo anche... Spero che non mi scattino subito sti stronzi, perché se no li spacco la testa. Guarda che bello però, attenzione. Che grafico, wow, che bello, aspetta un attimo. Vediamo se mi ricordo i tasti, un attimo solo, raga. Allora vado a fare dei screenshot. Siamo nel gruppo 1. Queste gare servono per l'esperienza, ragazzi, per capire bene le varie cose. Guarda, però veramente mostruoso, non me l'aspettavo così bello graficamente, non mi è dato molto. So come stai attento. Cerchiamo di non perdere contatto. Qualcuno cade sempre.
Prendiamo l'acqua, ok. Il cume non collabora perché è uno stronzo. Adesso vediamo se riusciamo a fare la fuga, però perché non ne siamo ancora ai 110. Cazzo, mi sono partiti via. Collaboriamo un po', vedi, bisogna collaboriamo anche noi un po', adesso basta però, stop. Prendiamo l'acqua. Ma possiamo anche andare così, dovremmo avere la situazione sotto controllo circa. Ok. 4 minuti e 22 abbiamo. Ogni tanto collaboro anch'io che possiamo anche guadagnare magari. Ok. L'obiettivo fuga. Stiamo collaborando anche noi ragazzi. Però è dura, è molto dura. Alziamo un po' i giri. Stiamo riguadagnando, però stiamo anche morendo. Prendiamo la borraccia. Lei è dura ragazzi, lei è molto dura. Dobbiamo provare ad andare da soli. Vediamo se è fattibile. Their front group is disorganized and some riders are exploiting this opportunity to Ah no, in realtà abbiamo attack. ancora 2,54. Che cazzo faccio? No, 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 no. Scusate, errore mio. Errore mio. Ancora un po' di vantaggio c'è. Vogliamo almeno l'obiettivo della fuga. Ok. Perfetto, 100% finalmente. Però in realtà in queste gare qua, per quanto stiamo andando veloce, perché comunque un po' di esperienza c'è, non siamo messi malissimo, in verità manca ancora una vita, però devo cercare di riposarmi più che posso. È chiaro che non la vinceremo mai, però sono arrivati. Adesso riposiamoci, cioè riposiamoci, cerchiamo di recuperare per bene. Tanto qualcuno è caduto. Ok, il pelotone è tornato. E mo' so cazzi perché non avevamo più energie. Per il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Ai 10 km proviamo anche a stare, ma loro puntano l'arrivo in volata chiaramente, come è normale che sia. Ok. Il cume è abbastanza andato, poveretto. Però non è detto, sai, non è detto. In queste gare qua può succedere di tutto. E che siamo portati fuori forma, abbiamo fatto tanto allenamento e siamo abbastanza in merda. Non è che la borraccia non posso neanche prendere ormai, quindi velocizziamo un altro po'. Ok. Andiamo ai 5. Tra poco proverò a muovermi chiaramente. Ai 3 km io ci provo, sapete che il cume ci prova sempre. Il cume ci prova sempre. Vai, devo andare adesso, purtroppo non ho alternative. It's going to be very fast. Vai, comendissimo, vai, comendissimo, vai. Cazzo, li ho presi, forse li ho presi, dai, non ci credo. Non ci credo, secondo, cosa ho fatto? A great win in the sprint of the strongman. Per poco facevo l'impresa, no che voglio credere.
Con sti morti da sonno, non ci voglio credere. Sì, ma grande cume, veramente un grandissimo cume, per poco la portavo a casa. In ste gare così, ragazzi, anche 2 anni fa, lo sappiamo. Però siamo in forma, raga, siamo in forma. Siamo veramente in forma, Beppe. And here are the race highlights that we've selected for you. Qua arrivano bei punti, qua arrivano bei punti. Vediamo. Perfetto. Ottimo. Eccezionale, secondo in gara. Perfetto. Siamo saliti alla grande. Beh, qua ho fatto una gran cosa, Qua abbiamo fatto una gran cosa. Adesso noi abbiamo il Giro Ciclistico d'Italia, quindi ho fatto 2 giorni di pausa per riprendere un attimo la condizione. Poi non saremo magari al massimo come forma, però saremo belli riposati quantomeno. Obiettivi della stagione, campionato italiano e Milano-Torino, sarà durissima. Adesso abbiamo, andiamo il giorno dopo, Giro Ciclistico d'Italia, 8 tappe, cazzo, no, ma cos'è? Praticamente è un mini Giro d'Italia. Che figata! No, questo è bellissimo, devo riposarmi bene. Allora ragazzi, a sto punto, vediamo un attimo. Così è il e dopo andiamo in salita. Andiamo in salita. Però non abbiamo nessun picco di merda. Così. Arriva la stanchezza alla fine, però. Rischiamola così. Vediamo con medio qua. No, proviamola così. Che sboccio. Pausa, facile, difficile, difficile. Vediamo qua, cambiarlo qua, no. Andiamo così. Allora ragazzi, siamo al Giro Ciclistico d'Italia, che da quello che ho capito è praticamente il Giro d'Italia per gli under 23. Quindi importante ragazzi, non siamo in una grandissima forma, cerco di fare il possibile, però purtroppo abbiamo sbagliato probabilmente, la preparazione nella parte centrale della stagione, ma insomma all'inizio, nei primi mesi. Vabbè, facciamo questa prima tappa, poi le prossime, chiaramente quelle belle, corpose, cattive, ce le spariamo nel prossimo video e cerchiamo di portare a casa un buon risultato nel Giro d'Italia per gli under. Ok, vediamo un po' cosa ci chiede il mister. Allora, aspetta un attimo. Se non mi contiamo per la classifica generale, tieniti sulla difensiva. Ok, finisci. Ti prometterei la classifica generale finale. Guarda, mi credono in me, cazzo, Very good, vedo che le possibilità ci sono. Adesso andiamo davanti. Perfetto. Abbiamo meno 1 di giornata. Ci ha messi bene in realtà, un più 2 di giornata, vabbè. Prima tappa del Giro d'Italia per gli under 23. Imola. Guarda che stradina del cacchio. Vediamo, se mi dice che siamo tra i primi 3 vorrei che dobbiamo aspettarci grandi prestazioni, Vediamo. Purtroppo manca un po' la forma, però queste gare qua comunque, ripeto, non siamo nelle super sfide, quindi abbiamo possibilità di far bene, insomma. Pensavo alle tappe dei grandi giri, comunque quando cominciamo con le tappe importanti, questo io lo considero importante perché è il Giro d'Italia per i giovani, quindi è assolutamente fondamentale. E fare proprio tutta la tappa senza tagliare, cioè fare 3-4 tappe, però così per vedere tutti i momenti belli e brutti, anche i rischi, chiaramente andando veloce all'inizio, perché lo farei comunque anche da solo, rischi anche di perdere il gruppo, ventagli, robe varie. Comunque sono io il leader, con Reale mi sta proteggendo praticamente dal vento, tutto quanto. Il vento comunque c'è perché 23 nodi, da quello che... da 23 km orari, non lo so, 3 km penso, non lo so adesso sinceramente. Non le cagate del cume queste. Mancano 31 km. Questa è una tappa non adatta a me, però sapete che io provo sempre da finisher, perché il cume è un po' così. Ok, mancano 14 km. La borraccia però non c'è, ecco, questa è la squadra mongola che non mi porta la borraccia per la fine. Grazie.
Ok, vediamo. Devo cominciare a spingere un po' per ritornare vicino al gruppo. Dai, comandino, che cacchio. Perché proprio registrando vedo pochi chilometri che mancano. The pack is back on level terms with the breakaway group. Ok. Dai che stiamo arrivando. Ci stiamo stancando però, The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. No, proprio ho cannato io e sinceramente non vedo The un Kuma in riders are closing formissima on the last comunque. 8 kilometers of the stage, which will most likely Infatti end stiamo up in the perdendo, last siamo in sprint. A1. Torna il peloton. A leader is down. The team plans could well be turned upside down. That looks like a really Un po' di bad fall. cadute dietro. It's a shame, but he's not going any Questa further. prima tappa del Giro What's d'Italia going di on? giovanile. Several riders are flat on the ground. Certainly some sort of Devo stare incident. così perché sennò non riesco a 5 beccarli, non kilometers riesco a stare a ruota con loro. Tra poco devo provare a fare le mie tirate da sole, ci prova adesso, il Kuma prova ad andarsene adesso. Ma è dura, qua c'è un po' di bug grafici perché queste gare è normale. Ma che bello! And there goes the mad burst for the final Con un po' di vaneggi, sprint. ma va A rider bene. has just Vabbè, climbed era into chiaro the che era support impensabile. vehicle. His race is over. Purtroppo queste gare qua, diciamo, fatte così, ogni tanto capitano dei bug grafici, non preoccupatevi. Great stuff. Teamwork Vabbè, really comunque, paid dai. off, and their sprinter brings home Non the male. bacon. 19esimi, siamo We're anche waiting for the tail-enders who tra i primi continue to 20, va arrive. bene, per essere una gara dove non avevamo nessuna speranza perché non siamo velocisti, non mi dispiace, però volevo già testare le cose, diciamo che ho visto un po' di difficoltà al Kuma, però è anche vero che la forma forse la spero la prenderemo nelle tappe decisive, anche se siamo all'84%, che non è certo una forma eccellente. Vabbò raga, vabbò. Qualcuno deve ancora arrivare. Un po' buggata sta tappa, ma va bene, ripeto, purtroppo ci sta. Simoncini è già And just abbandonato. in case you missed them, here are the race highlights. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vabbè, valutazione provvisoria per adesso, vabbè, ma cazzo, manca ancora 7 tappe, cacchio. Buon raga, sotto il comandone veneziano, nel prossimo video finiamo il Giro d'Italia giovanile. Ciao!